Buon pomeriggio a tutti, auguri di buone palme a tutti. Oggi per la prima volta diretta di domenica nel giorno delle palme avremo con noi in diretta Federico Sago Sagona, tastierista musicista che oltre ai suoi progetti musicali personali conta numerose collaborazioni con artisti importanti della scena musicale italiana e del panorama musicale italiano. Un tastierista che ha accettato senza alcun problema di partecipare a questa diretta, una persona umile, un musicista che io stimo molto e che seguo con affetto. Vediamo se è in linea e se è pronto per intervenire in diretta con noi. Allora, ricordo queste dirette organizzate e promosse da JB Home Records, che è uno studio di produzione musicale che gestisco e che offre queste dirette su questa pagina, la mia pagina Instagram, quindi dirette valide per il format appunto offerto da JB Home Records Live Room. Vai! Ciao, in anticipo sui tempi, Federico, buon pomeriggio, almeno auguri buone palme, come va? grazie anche a voi, auguri a tutti. Bene, bene, bene Francesco, tutto a posto. Alla Tu come grande, stai? benissimo. Adesso ancora meglio perché, come ti dicevo già in privato, non vedevo l'ora di fare questa diretta. Io ti stimo Sto molto ben come contento. musicista, eh, soprattutto perché hai suonato e suoni e collabori con quello che io reputo il mio padre artistico, e ne parleremo più tardi. Ho tante domande da farti in merito. Ripeto, Federico Sagona è un tastierista musicista che oggi ci parlerà innanzitutto dei suoi progetti musicali, perché vogliamo sapere anche cosa stai facendo, cosa stai elaborando, ok, a livello personale musicale, e che conta, Federico conta anche delle collaborazioni importanti con degli artisti importanti della scena musicale italiana, del panorama musicale italiano. Giusto? Yes, diciamo insomma negli ultimi 12 anni alla fine, 12-13 anni, dai, diciamo ora, entrato nel 13° anno di collaborazione con vari artisti italiani, insomma, poi magari ne parleremo, credo. Assolutamente, assolutamente. Beh, io direi di iniziare con la prima domanda: come e quando è nata la tua passione per la musica? Allora, come è nata? Molto da piccolo piccolo proprio è stato, credo, una folgorazione. Addirittura già dai 2 anni e mezzo io cantavo, quindi poi Mhm. ci ho sempre avuto la musica, anche se i miei genitori non sono musicisti, ma hanno sempre ascoltato musica, quindi la musica in casa, in macchina, con i primi mangianastri, eccetera, insomma. Addirittura c'era il mangiadischi prima. E, e niente, Musica quindi dei tuoi poi anni. all'età di 10 anni ho deciso, insomma, insieme ai miei genitori, di andare a fare una scuola, di entrare in una scuola di musica, quindi ho fatto la selezione per entrare, che non era nemmeno così scontato perché c'era un numero chiuso, e poi ho iniziato a suonare il pianoforte, diciamo, all'età di 10 anni. E ancora sto studiando. Quindi, quando tu Giovanissimo, mi hai chiesto, bambino. sì, giovanissimo, sì, 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 diciamo che ho iniziato proprio giovane, giovane. Quindi fa parte proprio della mia vita, essendo io un 46enne, diciamo che buona parte della mia vita l'ho condivisa con i tasti bianchi e neri. E poi anche, vabbè, chiaramente magari mi sono divertito nel provare a strimpellare un po' la chitarra, l'armonica, la fisarmonica, così, però per divertimento, per diletto, perché comunque una cosa fatta in maniera professionale deve avere un tot di qualità, secondo me, quindi un conto è Certo, fare gli accordi una preparazione specifica, certo, certo. Certo, certo, sicuramente più Anche ne se poi sai, in altre dirette con altri artisti, e penso che tu sia d'accordo con me,
la predisposizione è una cosa che nessun maestro può insegnare. Quella o No, ce l'hai. assolutamente, cioè nel senso, la classica frase o ce l'hai o non ce l'hai. Assolutamente. Certo, certo. Ma diciamo che chiaramente dipende sempre da dove si parte e a che punto vogliamo arrivare. Io sono anche un insegnante comunque di musica e posso Mhm. dire che ho avuto chiaramente allievi più dotati e allievi anche un po' meno dotati. Mm. E ho visto che si riescono con attenzione, abnegazione, studio, si riescono ad arrivare a buoni risultati anche che possano soddisfare comunque diciamo, la voglia di musica delle persone. Poi da lì a essere un professionista, quello è un altro paio di maniche, ma C'è è tanto uguale da come fare, per chi c'è va da a lavorare. giocare a calcio, a tennis, cioè, alla fine comunque il concetto è lo stesso. Poi Come uno nel te. deve nella musica, secondo me, la prima cosa è il fatto che debba stare bene con quello che fa e debba sentirsi bene. Per quello che ti dico, secondo me, lo studio non finisce mai perché se uno ama la musica, ama anche migliorarsi sempre, Certo, certo. indipendentemente dal fatto che lo possa fare di lavoro poi. Quindi Assolutamente sì. anche poi qualcuno ogni tanto mi chiede, ma a volte ti ho visto anche un pochino incavolato, che ne so, magari nella situazione più semplice di una serata tranquilla, anche boh, in un pub, perché per me poi alla fine il suonare è una questione anche di piacere personale, non solo di lavoro. Quindi quando io sono soddisfatto, sono felice, indipendentemente il fatto che possa essere su un palco enorme che anche in un posto un po' più piccolo. È Quindi uguale. quando non sono felice, anche non sono felice nemmeno in un posto un po' più piccolo, quello è il Beh, concetto, chiaramente. Quindi sto sempre un po' a pensare anche cosa avrei potuto fare meglio, eccetera. Poi me la vivo bene, per carità, non è che un minimo di funziona, cioè, autocritica costruttiva affinché sempre, secondo me ci deve essere sempre, tu se ti vuoi migliorare. È come il certo, fatto di, Pat Metini diceva, non andate a suonare con quelli che suonano peggio di voi, perché non vi aiuteranno a migliorare. ma con Questo quelli era che un po' il fanno concetto. meglio. Cercatevi sempre persone che suonano meglio perché sarete voi che dovete fare le corse per restare al loro passo. E secondo me è comunque un grande insegnamento. Certo, certo, certo. Sono d'accordo. E, cosa ti ha spinto a scegliere, ecco, cosa ti ha spinto a scegliere gli strumenti che suoni, lo strumento che suoni? Perché proprio questo? Perché proprio quello? Ma hai detto una chiacchierata, ma ti sei preparato le domande, quindi è un'intervista vera. Ma no, 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 no. Saluto le persone che No, passano, saluto le persone che passano che saluto. una delle curiosità è principalmente, come ti dicevo prima in privato, questa è una chiacchierata genuina tra amici, però ovviamente ho delle cose da No, chiederti, chiaro, chiaro, chiaro. No, sana ovviamente, non curiosità, come è giusto che stavo sia. scherzando, Sì, sì. naturalmente. Allora, è un po' buffa, tra l'altro diciamo, nell'ultimo anno ho fatto un sito dove poi si raccolgono un pochino delle cose che ho fatto, eccetera, quindi semplice, federicosagona.it, se ve lo volete andare a vedere ci sono un po' di foto, di cose, e Ricordiamo l'inizio di il sito www. federicosagona.it, Perfetto, dovreste trovarlo su facilissimo. Google. Dovreste. www.federicosaguna.it. E una delle prime cose che ho scritto proprio nella copertina, diciamo, del sito è come mai io suono il pianoforte, perché in realtà quando ero piccolo, ero rimasto affascinato da un ragazzo che suonava la chitarra e nelle cose dell'oratorio classiche, Mhm. quindi io facevo tutte le recite, cantavo sempre e mi piaceva quest'idea di suonare la chitarra. Poi parlandone con i miei genitori, chiaramente è uscito fuori che a mio padre sarebbe piaciuto il flauto traverso e a mia madre il pianoforte. Vi lascio la Immagino. conclusione abbastanza logica, perché quando poi ho fatto questo esame per entrare a questa scuola mi hanno chiesto che strumento vorresti suonare e io sono stato un po' mammone, avendo io 10 anni, ho detto voglio suonare il pianoforte. In realtà poi credo aver scelto bene, probabilmente era. Era, Quando era, mi vedo con la chitarra addosso non mi riconosco molto, quindi probabilmente a livello il tuo fisico non è uno strumento. compagna ideale, la musica, per quanto riguarda lo strumento musicale, il pianoforte era proprio quello,
lo strumento adatto a te. Che... Penso che poi alla fine, insomma, probabilmente ci siamo attratti, fra virgolette. Ecco, ecco. Alla fine è andata così, quindi non ho mai sentito di aver sbagliato la scelta. Anche se ho degli strumenti che comunque adoro, perché per me la chitarra è uno strumento meraviglioso. Negli anni ho scoperto anche, suonandolo un pochino così per divertimento, il basso, la batteria è un altro strumento che mi piacerebbe suonare, magari in un'altra vita aggiungiamo anche altre cose, insomma. Però sono tutti strumenti che ho provato in realtà e che adoro. Probabilmente perché io, nato in band rock, ho sempre potuto ammirare persone che suonavano questo tipo di strumenti. Diciamo, il chitarrista e il bassista hanno anche, diciamo, una certa presenza. Certo, poi il chitarrino... Una questione di scena, di stile, anche se Certo, assolutamente. Come, ciò non toglie come che il tastierista ha anche, diciamo, il tastierista, il pianista, ma qualsiasi strumentista, qualsiasi strumento ha il suo fascino, dipende dalla personalità anche dell'artista e del musicista che lo suona. Quindi, assolutamente. Ma la cosa strana, scusami, secondo me. dimmi. No, mi dicevi, finisci, scusami, non ho No, dicevo, capito. anche se alla fine quello che conta è il carattere, la personalità e lo stile dell'artista, del musicista su ogni strumento, quindi ogni strumento ha la sua importanza e la sua, come dire, il suo impatto. A parte che Assolutamente, il assolutamente. musicista, l'artista sia, dia il suo contributo e la sua impronta. No, no, sono perfettamente d'accordo. Poi chiaramente quando entri nel mondo della musica, per uno che suona il pianoforte si aprono degli scenari molto nuovi perché non è semplice essere solo pianista, quindi devi approcciarti anche se vuoi, perché poi ci sono anche quelli che suonano solo esclusivamente il piano, ma chiaramente dal punto di vista anche lavorativo è un po' più complicato. Certo, certo. Eh, e di solito hanno un'estrazione più o jazz o classica, ma per uno che entra in una band, diciamo che andare a suonare anche tutti gli altri strumenti da tastiera, quindi l'organo piuttosto che i synth, eccetera, fa parte del pane quotidiano. Quindi in realtà devi aprire proprio, devi essere open mind, come si suol dire. Assolutamente sì. Saluto le persone che stanno arrivando. Ciao Assolutamente, Gio. assolutamente, ci tenevo a salutare Carola, che da ieri mi sta Ciao dicendo Carla. non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non so Prima di ci stava cosa, però. dicendo, in una sua mini diretta. Carola, Fata Morgana, Artemisia Stella, Antonio Official, Eliana e così via. Salutiamo tutti e tutte. Buon pomeriggio, auguri di buone palme e grazie per esserci, grazie per aver scelto di partecipare a questa diretta con Federico. Tornando a noi, Federico, io so che tu hai studiato al laboratorio musicale Walter Savelli, giusto? Yes, io ho fatto praticamente diversi anni di classica, però non sono diplomato e ho continuato seguendo appunto questa voglia, diciamo, di musica leggera rispetto a quello che stavo studiando. Sono entrato nella scuola di musica di Walter Savelli, il suo laboratorio musicale. Lui è stato il pianista storico di Claudio Baglioni e quindi mi sono confrontato con una cosa che faceva parte comunque della mia natura e dei miei ascolti, ma di cui non sapevo bene anche come confrontarmi dal punto di vista della lettura degli accordi e queste cose qui. Quindi l'interpretazione dei brani più pop o rock l'ho appresa lì, diciamo. Infatti sono molto contento del percorso musicale che ho fatto, ogni tanto con Walter ci sentiamo, quindi sono comunque grato appunto di aver appreso queste cose grazie al suo insegnamento e devo dire la verità, anche il suo metodo di insegnamento mi ha aiutato a essere forse anche un insegnante migliore, perché ho appreso tante cose anche lì. Quindi ho comunque sfruttato la possibilità di avere e di fare un altro lavoro legato alla musica. Perché
ho imparato un pochino i metodi, le strutture, le cose da insegnare, eccetera. Insomma. Quindi questo è... E quindi Walter Savelli, storico pianista di Baglioni, è stato, diciamo, il tuo guru, il tuo Yeah. maestro, colui che ti ha, come dire, illuminato ancora di più e ti ha insegnato, come dicevi prima, eh, Diciamo tante, che tante cose. mi ha messo davanti anche al mondo del musicale professionale, quindi mi ha preparato, diciamo, ad affrontare determinate cose. Ora i miei vicini stanno trapanando, quindi non so se si No, 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 sente. per fortuna no. Ok. Diciamo che quando poi sono arrivato ad avere l'opportunità, perché poi purtroppo anche in questo mondo musicale le opportunità non sono molte per entrare in una situazione ultra professionale. Quindi diciamo che quella che viene definita poi la Serie A, dai. Sì. Anche se ci sono tante realtà professionali che sono un po' più piccole, che comunque sono, secondo me, anche un'ottima scuola. Però ecco, diciamo, arrivato alla possibilità di un provino, come si direbbe calcisticamente, la mia preparazione mi ha aiutato. Posso raccontare un aneddoto così, insomma, sono stato contattato per la tournée del 2008, la tournée di Fenomeni da Piero, Pelù, per chi non sapesse, insomma. E in realtà Piero mi ha telefonato per traverse vie, avendo il mio numero di telefono, per dirmi: guarda, fra una settimana partiamo con l'allestimento, se te la senti di venire a provare, io ho bisogno di un tastierista. Quindi ho praticamente avuto una settimana per studiare tutta la scaletta e io mi sono presentato il martedì, quindi in realtà anche meno di una settimana. Quindi ho fatto martedì, mercoledì, giovedì, venerdì di prove e Sì. poi c'è stata un'altra settimana di allestimento. Quindi diciamo che orientativamente in 10-12 giorni io ho studiato tutta la scaletta. Abbiamo preparato poi alcuni arrangiamenti insieme. Chiaramente Piero non mi ha gravato di grandissimi arrangiamenti per la prima tournée, magari nei lavori successivi ho lavorato Quindi un tu po' più. hai conosciuto Piero e hai iniziato il discorso con Piero dopo l'album? Dopo l'album Fenomeni, lui ha iniziato la tournée e la cosa buffa è che dentro la sua tournée il chitarrista era stato scelto per sostituire Saverio Lanza, che tra l'altro è un amico, Mhm. era Cosimo Zannelli, che poi ha Daniele. fatto parte anche di Litfiba, ha fatto comunque parte della band di Piero per tanti anni. Ora dovevamo E ora fare è anche la nuovamente tournée. Piero, se non sbaglio. È tornato. Dovevamo fare la tournée del 2020 insieme, la tournée di Pugili Fragili. Pugili Fragili. Poi chiaramente con la pandemia è saltato tutto. E la cosa buffa è che io Cosimo lo conoscevo già da anni e stavamo suonando insieme e quindi ci siamo ritrovati dentro Ci insieme. Quindi è arriveremo, ci stato... arriveremo, ci arriveremo, ci arriveremo. Ci arriveremo. Quindi, in base alla musica che fai, gli artisti e band con cui hai collaborato e con quelli con cui collabori, immagino che tu abbia, come dicevi prima, tra l'altro, un'inclinazione particolare, per il rock e l'elettronica, giusto? Allora, è vero, perché io parto proprio come tastierista rock, fin da giovane età. Ho sempre suonato rock e chiaramente poi studiando nel laboratorio di Walter Savelli mi sono approcciato anche al pop, un pochino di classici, degli standard jazz, perché credo che un musicista più musica conosce e più riesce a interpretare e sia favorito rispetto anche Certo, certo. a uno che è relegato solo a un genere musicale, a uno specialista, insomma. Quindi mi Mhm. volevo, e poi anche per gradimento personale, perché comunque adoro tantissimi pezzi di musica pop e anche di musica jazz, ho tantissimi dischi anche, quindi pur non essendo il linguaggio, il mio linguaggio, quello del jazz,
diciamo che mi affascina molto. Quindi negli anni ho cercato comunque di imparare alcuni cliché musicali da poter riproporre qualora mi venisse chiesto. Beh, Poi certo, è certo. chiaro che se ci sono, cioè non andrei Anche mai a perché suonare in un band. la lista, tra virgolette, di artisti con cui hai collaborato varia. Io so che hai Certo. collaborato con artisti molto diversi tra loro. Giovanotti, correggimi se sbaglio. No, Eh, allora ti correggo, io questa cosa di Giovanotti e di Ligabue e di Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia, diciamo, è stato la possibilità di trovarsi sul palco insieme quando è stata fatta Italia Loves Emilia. Italia sì, sì. Però è stato, non posso dire di aver collaborato con Giovanotti, posso dirti di aver suonato Ah, per ok, perfetto, sì, 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 sì. eh, posso dire di aver suonato con Noemi, posso dire Noemi, di aver suonato con Morandi, ecco, quello sì, sono persone con cui ho fatto, artisti con cui ho fatto una tournée, ho fatto una ripresa televisiva con Annalisa, mhm. ho comunque partecipato ad alcune date di Paolo Vallesi, Paolino Vallesi un paio di estati fa e ho lavorato con un artista eh, norvegese che si Mhm. chiama Robert Post, che aveva fatto un super successone un po' di anni fa che si chiamava God Non e ho avuto la fortuna di fare una mini Ah, ok. tournée italiana. Quindi questi sono gli artisti con cui posso dire di aver lavorato. Poi mi sono trovato sul palco con tantissimi artisti, quello è vero, da Gaetano Curreri a Risa, agli stessi che abbiamo citato, però magari sono state delle situazioni in cui abbiamo suonato un pezzo insieme, quindi cose così, un Comunque, po' più in amicizia. comunque hai avuto l'opportunità, la fortuna di conoscere in qualche modo e di avere a che fare, di confrontarti anche con questi artisti, seppur come dire, contesti brevi, come dire, Assolutamente, esibizioni. sì, sì, sì. È sempre importante poter Esibizioni, conoscere. diciamo, o ospitate, come si dice in gergo, insomma. Sì, beh, che tra l'altro rimangono alcuni dei ricordi più belli che ho, perché vedere, cioè, stare sul palco con Giovanotti, con Luciano, Caspita. con Claudio Baglioni, cioè, sono state cose veramente emozionanti. Non capita tutti i Alla fine giorni. ti ripagano anche come? Non capita tutti i giorni, No, non quindi capita tutti i giorni e quindi le porto nel cuore come esperienze bellissime, sinceramente. Poi lavorare con un artista è una cosa chiaramente di un livello molto più profondo, certo, certo, perché certo. è Entrare a una far cosa, parte di un hai un contatto progetto, giornaliero, hai un contatto certo, giornaliero, hai lo stress del lavoro, certo. perché chiaramente sul palco poi si vede in teoria tutto il bello di quello che è stato prodotto in sala prove, ma la sala In realtà prove dietro c'è è chiaramente un lavoro e un quello è mischiare proprio lavoro. di teste non indifferente, mischiarsi. Veramente quello è proprio lavoro, soprattutto quando tu lavori per, come dire, degli artisti, devi essere pronto a dare la tua professionalità e tutto quello che tu puoi offrire dal punto di vista creativo per quello che ti viene richiesto. Quindi chiaramente l'artista decide poi quale sarà il prodotto finale di quello che viene scelto in sala prove. Quindi magari si discutono delle cose e altre invece magari ti viene chiesto, guarda, vorrei che tu facessi questo. Quindi Certo. funziona un po' così il lavoro del turnista. Saluto intanto le persone che vedo scorrere, Marco Raspini, Roberto, insomma, Lore Grazie a Ghisar, tutti, ciao a grazie a tutti, tutti. Nel 2000 nel benvenuti. 2009, allora, quindi tu mi dicevi prima, nel 2008 hai seguito Piero nel tour, però so che nel 2009 hai avuto il piacere di collaborare con lui in teatro, giusto? O ne parlavamo Sì, già è prima? stata la tournée Fenomeni
fenomeni in teatro. Quindi è una tournée molto bella, tra l'altro purtroppo... Teatro con Piero. Ma allora, devo dire la verità, intanto Piero, la cosa bella è stato vedere anche Piero che si è un po' trasformato, perché chi c'è stato poi a vedere quella tournée se ne è reso conto. Piero è riuscito a trasformare il suo modo di stare sul palco e riuscire a renderlo adatto anche per il teatro. Chiaramente, diciamo, nella prima parte dello spettacolo, lo spettacolo era tutto, era un grande monologo poi alla fine, lo spettacolo. Beh, lui comunque il teatro con, ha studiato teatro, quindi diciamo no, no, ma quella mentalità, quindi veramente si è visto la qualità istrionica di Piero è venuta fuori assolutamente anche in una situazione del genere. Io credo che Piero sarebbe in grado di fare tantissime cose no, a livello artistico intendo, quindi non solo dal punto di vista canoro, diciamo, cioè solo legato alle canzoni. Diciamo che credo che si possa trovare a suo agio in tante situazioni del mondo dello spettacolo. Ha un carisma e una presenza scenica e una versatilità che gli porta permette se stesso sempre in qualsiasi contesto. Chiaramente certo, porta se stesso sempre sul palco. Sì, quindi lo riconosci sempre, non si snatura Piero. Si modifica ma non si snatura ed è la sua grande forza, credo, insomma. Ed è stata un'esperienza molto bella, ho avuto la fortuna anche di suonare pezzi storici di Litfiba, come Pioggia di luce, insomma, cose veramente anche molto belle. Dei Litfiba che hanno caratterizzato il loro repertorio e la loro storia. Assolutamente. Ecco, ora per la felicità dei Litfiba, continua tu. Nel senso, raccontaci cosa è successo dal 2010, anno della reunion tra Piero e Ghigo, al 2015, perché tu in questi 5 anni, dal 2010 al 2015, hai fatto tante cose con il FIBA, giusto? Sì, in realtà sono arrivato fino al 2016 perché l'ultima cosa che abbiamo fatto insieme è stato il 1° maggio a Taranto nel 2016. Quando loro stavano facendo Utopia, tra l'altro ho registrato un paio di brani anche per Utopia. Ecco. Niente, com'è andata? Praticamente Piero mi ha proposto... Dall'inizio, cioè come è avvenuta la cosa, chi ti ha chiamato, cosa è successo, cosa vi siete detti e cosa avete fatto. Partiamo allora fra virgolette, dallo scioglimento della band di Piero, perché Piero mi ha telefonato nel 2009 dicendomi che praticamente aveva intenzione di fare altre cose a livello musicale e quindi si fermava qui con la band, eccetera. Quindi io avevo fatto questi 2 anni insieme a lui, chiaramente dispiaciuto perché entri a lavorare con un artista, ti piace, ti diverti, fai la cosa che ami di più a livelli altissimi, quindi sentirti dire guarda mi fermo qui con la band, quindi è stato un po' un contraccolpo. Chiaramente cosa è successo dopo? A fine anno sono stato contattato dalla segretaria di Piero che mi ha detto guarda vorrei che tu venissimo a Piero, vorrebbe farti provare dei pezzi. Quindi, segretaria o segretario? Segretaria, Valentina. Valentina Parigi. Valentina Parigi. Quindi Valentina mi contatta e mi dice guarda dovresti guardarti questi pezzi e mi dà questi 2 CD, tra l'altro masterizzati non dei dischi originali ma dei dischi sopra dei pezzi diciamo sciolti, quindi vari, e io li guardo e gli faccio ma vale, ma questi sono pezzi di Litfiba? E lei mi risponde sì, zitto, cioè della serie è una cosa. Quindi da lì ho capito che avrei fatto l'audizione e si vede che a Ghigo sono piaciuto e quindi è iniziata questa collaborazione che è durata appunto fino al 2016. Quindi insomma sono contento perché ho avuto la fortuna di fare la tournée della Reunion,
la tournée europea nel 2011, poi abbiamo fatto nel 2015 c'è stata la tetralogia tour, e poi ho registrato anche per già il tour di Grande Nazione del 2012. Federazione 2012. Quindi, diciamo che Album. i dischi che ho fatto di FIBA sono stati questi tre, uno live con le due registrazioni poi dei due singoli Siamo il Barcollo tipo che ha e... dato al discorso della reunion che è stato libero di FIBA. Sì, Stato libero. Poi stato Grande libero Nazione, 12. le prove che ho fatto erano per prepararmi per stato libero, quindi poi abbiamo lavorato, c'è stata mi sembra una settimana di lavoro solo con Piero e Ghigo e basta, per Ok. mettere a punto le tastiere, le parti eccetera, e i suoni anche, quindi abbiamo lavorato molto insieme, è stata una settimana istruttiva. E anche, beh, quando lavorano due artisti così, lavorano solo su di te, anche di pressione, chiaramente. Però poi Vogliamo quando siamo ricordare arrivati la formazione di quel periodo? Oltre a Piero e Ghigo, ovviamente. sotto a Piero Ghigo c'erano il grande Barni e Daniele Bagni al basso, e poi c'era, saluto le persone che mi stanno salutando, l'Ale, e poi c'era Pino Fidanza alla batteria, ed è stata la formazione che è rimasta anche per il tour di Grande Nazione e per il disco di Grande Nazione, a cui si è aggiunto anche Cosimo Zannelli live. Sì. Quindi Infatti, ci siamo riuniti con Cosimo infatti in alcuni live no, stranamente, perché comunque è successo anche in passato con i Litfiba, nei Litfiba, di vedere un secondo chitarrista, anche se diciamo non è una cosa, come dire, fissa, non è facile da vedere, però Cosimo Zannelli è stato anche nel tour di Grande Nazione, dicevamo. yes. Sì, Anche il secondo chitarrista dell'Itfiba, oltre ad essere stato in passato il chitarrista di Piero, e ora a quanto pare è nuovamente, fa parte nuovamente della line-up del progetto di Piero. e chiaramente il disco Grande Nazione era improntato tanto anche sulle chitarre, quindi c'era bisogno di un sostegno. Essendo il Certo. FIBA una band che preferiscono, soprattutto da quando sono entrato io, evitare magari il discorso delle sequenze, quindi per rendere un sound più robusto, Pieno. chiaramente, e poter anche riuscire a incastrare le parti che Ghigo aveva registrato in Grande Nazione, è stato chiamato un altro chitarrista, quindi è venuto Cosimo e appunto abbiamo fatto la tournée insieme, ci siamo riuniti, poi con Cosimo ci rincorriamo un po' in realtà perché abbiamo fatto un sacco di cose insieme negli anni, anche con Gianni Morandi abbiamo suonato insieme. Tornando indietro nel tempo, nel 2013 ha inciso un album con i Soci, che è un gruppo in cui eh, In cui militano, militavano appunto Pino militavano. Fidanza e soprattutto Cosimo, e ora sta facendo il suo progetto solista, ed era un'idea nata da un'idea di Cosimo. Poi abbiamo fatto 2 EP e ora Cosimo sta continuando, diciamo, con il suo progetto solista e col disco, ha tirato fuori il disco Strade Secondarie, e ora so che sta lavorando a pezzi nuovi. Quindi un saluto a Sì. Biagio, yeah, rock and roll, come sempre. Ciao Piaggio. Grandissimo fotografo Biagio Ruggeri, che salutiamo. E poi vabbè, nel 2014 sei tornato a lavorare con Piero e l'abbiamo detto. E nello stesso anno, appunto, hai lavorato anche con Gianni Morandi, giusto? Nel 2014. Yes. Sì, ho fatto praticamente queste 2 tournée durante l'anno, quindi ho avuto il piacere anche di capire anche come lavora un altro artista che poi, come Piero, insomma, ha fatto la storia della musica italiana, quindi è Assolutamente sì. stato molto interessante vedere che come si rapportava Gianni rispetto allo spettacolo,
a tutto quello che andava gestito, posso assicurare che a livello professionale è incredibile, perché c'ha veramente tutto sotto controllo, dalle luci in poi, cioè, veramente. E ho visto anche la grande, diciamo, oltre alla professionalità, anche la grande conoscenza anche passatemi il termine, del materiale umano con cui lavorare, perché ha, credo, vissuto una vita in musica, più di 50 anni di musica, Gianni, quindi ha visto veramente tutte le Assolutamente situazioni. sì. Infatti, ogni Parliamo tanto di un mostro sacro della musica italiana, di ci raccontava un'icona. un po' di aneddoti, ci raccontava un po' di aneddoti proprio della sua storia, quindi era molto bello anche sentirlo parlare, sentire come erano nati alcuni pezzi, le collaborazioni, alcune cose che ci ha raccontato di Lucio Dalla, insomma è stato veramente bello, istruttivo, con una band di amici, poi alla fine sono diventati tutti amici, la maggior parte, o credo tutti in realtà, toscani, quindi è stato proprio una bellissima esperienza. Conoscere, avere l'opportunità di, come dicevo prima, di collaborare con un mostro sacro della musica italiana come Gianni Morandi è veramente qualcosa di strepitoso, anche perché oltre come dire, allo spessore musicale e artistico, è anche, diciamo, una persona che ha un'energia sicuramente positiva, che fa bene anche a chi gli sta intorno. Quindi, Assolutamente sì, assolutamente sì. Sicuramente il suo modo anche di approcciarsi al palco, eccetera, in maniera molto professionale, ma anche riuscendo a leggere le varie situazioni del palco, comunque ti anche rassicurava. Della serie, come se lui ti dicesse, tranquilli, tanto c'ho tutto sotto controllo. Quindi qualsiasi cosa succeda, io ho tutto sotto controllo. E ti arrivava questo. assolutamente. Ora vedo Biagio che fa anche delle domande, ma che fai Biagio? Lascia Sì, sì, fare. leggiamo un po' di domande, vediamo cosa ci chiedono da casa. Vediamo un po'. Vabbè, Giada dice: Non è vero, sono solo la pianola giocattolo. Già mi conosci, lo sa che sono tutte tastierine piccine, che in realtà hanno già tutto registrato, quindi faccio solo finta. Fata Morgana, ovviamente, già il nome dice tutto, una grandissima fan di Litfiba. Parlavi delle tue collaborazioni con Litfiba, quindi in quel momento probabilmente Fata Morgana era immersa nel delirio totale, quindi non Posso vedeva l'ora raccontare di... una cosa a Fata? Posso raccontare una cosa a Fata Morgana legato al suo nickname, diciamo, che durante la fine della tournée, proprio alla fine della tournée che abbiamo fatto in Europa, io rientravo fra il primo e il secondo tempo suonando l'intro di Fata Morgana e a un certo punto hanno deciso di farmi uno scherzo perché non rientravano sul palco, quindi mi hanno lasciato praticamente 2 minuti a continuare a fare questa improvvisazione, perché poi, a parte un paio di frasi studiate che poi chiamavano l'inizio del pezzo, io sono rimasto 2 minuti a suonare l'intro di Fata Morgana con il suono di sitar. L'unico problema, fra virgolette, che ho avuto è che, avendo diviso la tastiera in vari pezzi, dove ogni parte della tastiera aveva un suono particolare, io Sì. avevo pochissimi tasti per fare questa introduzione, quindi avevo, non lo so, 10-12 tasti, 15, e quindi mi trovavo con 2 mani a non avere spazio per poter anche spaziare. Quando mi sono girato e ho guardato gli altri, ridevano tutti e quindi ho Vero? capito che lo Uno, scherzo di fine tournée me lo sono beccato io, insomma. anche Però Piero ha il suo lato giocoso, il suo lato, attento. ma assolutamente è fantastico. Anche Ghigo è una persona simpaticissima. Io in qualche Infatti modo ho avuto modo Ghigo di rideva parlare. Sì, Ghi- Ghigo rideva e mi faceva vai continua. avanti. Altre domande da parte delle persone.
Biagio chiedeva, guarda, l'avevo letto io, ho visto. Mm. Ciao Milena, un saluto. Biagio chiedeva un artista giovane con cui vorrei collaborare. Bella domanda, vai, vai. Sì. Eh, una bella domanda, davvero. Non lo so, nel panorama musicale italiano ci sono alcuni artisti, poi giovani e meno giovani, e quello dipende un po' ci sono alcuni che secondo me sono davvero interessanti, come artisti, come può essere Silvestri, Niccolò Fabi, Cremonini, Gazzè, cioè tantissimi artisti. Poi è chiaro che la mia propensione per il rock mi porterebbe a suonare anche, sarei tanto contento di suonare con artisti che comunque fanno rock, che ne so, con Vasco, anche se fra i litfibiani e i vaschiani non sempre c'è buon sangue, però io vengo anche da una cover band di Vasco, quindi ho potuto comunque apprezzare e suonare anche con qualche musicista di Vasco in realtà, quindi però se mi parli di artista giovani, non lo so, magari Sia nel panorama, come dire, nel livello overground, anche underground, ci sono. Ecco perché io ringrazio Biagio per questa domanda perché mi ha anticipato. Fantastico. Se ci sono degli artisti, dei gruppi appunto che apprezzi in maniera particolare, trovi interessanti, no, no, sicuramente ci prendiamo sono nota. tanti artisti che sento che comunque ricercano anche dei linguaggi nuovi, fra virgolette. Ora, ultimamente mi sono avvicinato molto a un gruppo di Firenze che so che sta lavorando al loro primo disco, stanno lavorando al loro primo disco e Mhm. mi piacciono molto, si chiamano Cassandra, quindi spero a breve uscirà qualcosa di loro perché li ritengo veramente validi. Ancora non sono arrivati al pubblico, tra virgolette, ma io ho avuto la fortuna di poter sentire in anteprima diversi lavori e sinceramente li Cosa fanno? ritengo. Alternative rock, No, indie? no, sono un pochino più pop Ah, come ok. band, ma in realtà Incassata. mi piacciono molto dal punto di vista della produzione dei pezzi e delle idee che ci mettono dentro. Mhm. Quindi mischiando un po' anche un pochino suoni elettronici piuttosto che suoni un pochino più classici. In realtà sento diverse influenze e mi piace molto anche il modo di esporre i temi che hanno. Mhm. Quindi i pezzi mi hanno divertito e mi hanno colpito la prima volta che li ho sentiti e quando li ho risentiti me li ricordavo, quindi secondo me è un ottimo effetto che mi ha fatto. Quindi mi sono Mischiano un po' rimasti. di roba interessante, di cose interessanti, e quindi Sì, li. spero a breve che possano uscire perché secondo me se lo meritano. Sono eh, una band, come si dice da queste parti, ganza, una delle cose migliori che ho sentito, Ganzi. ne- Eh, diciamo, Mi hanno colpito per la particolarità, evidentemente questo è un gruppo che spero di ascoltare presto, un gruppo probabilmente che ti ha trasmesso una certa particolarità sì, come dire, eh, sì, particolarità. vediamo, insomma, poi mi auguro che abbiano che la loro storia parta, insomma, anche perché passare da comunque un progetto a farlo diventare una realtà c'è sempre un bello scalino. E lo sa chi fa musica Attualmente è propria, lo ancora sa peggio, ora perfettamente. come ora è ancora peggio, è ancora più difficile, era già difficile. Mi senti? Sì, ti sento, Ah, ok. sento che stai sfogliando, quindi io No, aspettavo no, perché no, no, magari no, tranquillo. vuole chiedermi qualcosa. È un vizio. So che sei ancora legato a Piero comunque, perché ho visto
Ti ho visto in varie esibizioni, soprattutto nel Noi abbiamo periodo. fatto nel 2010 un po' per anche diciamo per tenersi su dal punto di vista anche morale. Noi avremmo dovuto fare una tournée insieme, io, Cosimo, naturalmente Piero, Luca Martelli e Dado Neri, che avremmo dovuto suonare insieme e purtroppo per colpa della pandemia non è stato possibile. Abbiamo comunque, ci siamo scambiati queste energie online, quindi abbiamo partecipato a questa sorta di live, diciamo, dove ognuno poi registrava le sue parti live e poi venivano assemblate, e abbiamo prodotto, quando c'era appunto la quarantena, in quello che poi è stato definito appunto live in quarantena, 4 o 5 pezzi che poi sono venuti alla luce, insomma, queste registrazioni. Alcuni dei quali, secondo il mio parere, rendono molto di più dal vivo, per dire, sono una persona sincera, quindi poi ovviamente questa, essendo una chiacchierata tra amici, una chiacchierata genuina, amichevole, ti dico, Picnic all'inferno, ad esempio, è un brano di Piero dell'ultimo album che non mi piace particolarmente, però dal vivo, per dire, quindi quando ho avuto modo di sentire la versione live nel periodo di lockdown dello scorso anno, beh, devo dire che cambia decisamente, cambia tutto ed è un brano che tira. A differenza Considera, della che è la versione originale, che a me non piace tanto. È l'unico ok, brano, considera perché poi l'album considera intero per il fatto che quello nuovo, l'album Pugili Fragili. Ti dicevo, considera il fatto che ci sono pezzi che sono stati comunque un pochino riarrangiati in questo live e altri no, perché Pugili Fragili e appunto Picnic all'inferno, diciamo che orientativamente, essendo stati 2 singoli tirati fuori da Piero, abbiamo lasciato la stessa impronta del disco. Poi abbiamo suonato Tribù, abbiamo fatto una versione di Bella Ciao. Certo. Ecco, diciamo che in quelle alcune cose sono state, magari alcune piccole cose in Tribù, per esempio io ho aggiunto un synth nella strofa. Il problema anche del lavoro online è di interfacciarsi con Piero poi, e quindi avere degli input da parte di Piero e poi mandargli le cose. Chiaramente se sei in sala prove e ti dice vorrei una roba di questo tipo, tu provi e nel giro di 10 minuti, mezz'ora, si riesce a capire se quella è la strada giusta. Un'ora, non lo so. Si provano diverse soluzioni, ma per trovare una soluzione online diventa tutto più lento, perché tu devi pensare a cosa abbia in mente magari l'artista in questione, cioè Piero, registrare delle cose, spedirle, aspettare che lui le senta e che ti mandi un feedback. È un Che casino, poi di certo non è tramite una passeggiata, certo, diventa tutto immagino. molto più complicato. Quindi i pezzi Picnic all'inferno e Coso è Gigante sono stati i 2 pezzi, fra virgolette, più semplici, perché ci siamo basati molto di più sulla versione originale. Almeno il mio lavoro delle tastiere era legato soprattutto a quello. Mentre per esempio Bella Ciao è un arrangiamento nato da zero, quindi tutto quello che sentite su Bella Ciao è stato discusso e arrangiato, riarrangiato, rivalutato e poi è stato prodotto. E per quello anche che ha come dire, un taglio più live, secondo me, perché è suonato step by step, decidendo le varie cose. Quindi non c'era un canovaccio così preciso da seguire. Ognuno ci ha messo il suo, in che senso? Anche negli altri brani ci mancherebbe, però essendo una cosa nata, diciamo,
una cosa proprio che è per il live in nata quarantena. lì, in quel momento, a differenza dei brani che già esistevano, quindi dei brani che erano stati già registrati, infatti, diciamo, una cosa un po' più... si è rivelata una cosa, diciamo, un po' più, come dire, ehm, ehm, fatta Nuova, in forse quel per chi momento. l'ascoltava. Come? Dicevo nuova magari per chi l'ascoltava e No. aveva negli orecchi magari l'abitudine a sentire un brano in un certo modo e Uscita da sentirlo più in maniera mezzi diversa. e contemporaneamente, nel momento, al momento, poi ovviamente elaborata, provata, pensata, questo sì, sicuramente. Però a differenza dei brani fatti prima, quindi brani già registrati nell'album, ognuno ha avuto il modo come dire, di metterci del suo senza dover pensare troppo o sentirsi dire va fatto così, o sbaglio. Ma chiaramente, ripeto, quando c'è un artista, il prodotto che esce fuori è comunque la scelta dell'artista. Certo, certo. Quindi quello che è uscito fuori per esempio, da Bella Ciao è chiaramente una scelta di Piero che è partito con un'idea ritmica e poi con delle Ah, idee e ok. degli input che ha dato a destra e a sinistra ai vari musicisti. Poi ognuno ha decodificato gli input e Mm. tramite la sua sensibilità musicale ha prodotto una cosa che poi Piero ha accettato oppure che ha chiesto no, farei così piuttosto che in un'altra maniera. Mhm. Beh, certo, certo, però un po' di libertà in più rispetto ai brani che erano comunque così. Chiaramente Per era un ordine pezzo che sì. non aveva arrangiamento, era un pezzo che non aveva arrangiamento, quindi era abbastanza logico. Certo. Si tende però in generale nelle tournée a, soprattutto se c'è un brano che è stato un singolo, a riprodurlo in maniera che la gente sia abituata a sentirlo in quella maniera lì. Gli altri brani magari sono più soggetti a rielaborazioni. Certo, 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 certo. Poi questo è per quella tournée lì, poi magari la tournée dopo il singolo viene rielaborato, come è stato per tantissimi singoli dell'Itfiba, ma anche di Piero. Cioè il Bomba Boomerang da quando lo suono io, cioè dal 2008, era diverso dal Bomba Boomerang della registrazione. Per Dell'ultimo dire un album. pezzo mi viene in mente, Toro Loco, quindi Mhm. non solo l'Itfiba che comunque hanno sempre avuto questa voglia di riarrangiare i pezzi. Io ho suonato lo stesso Ci pezzo sta, con tanti è una arrangiamenti cosa che diversi. comunque un po' tutti amiamo, amano, tutti gli artisti amano, come dire, rielaborare e riarrangiare i brani con il passare del tempo per dare una chiave nuova, Cioè, diciamo uscire fuori dalla monotonia, perché poi alla fine a lungo andare fare sempre la stessa cosa è una rottura di coglioni, se me lo ha permetti, detto. giusto? No, no, son d'accordo che comunque il riarrangiare i pezzi ridona freschezza al pezzo stesso, quindi, ma anche non solo per la gente che lo ascolta, ma anche sicuramente per chi lo deve interpretare, cambiare qualcosa può essere utile a sentirlo come se fosse nuovo. Però cioè, basterebbe sentire i vari live di Piero o di Litfiba, anche Gigo ha questa spinta qui, cioè chiaramente è una cosa proprio che fa parte del loro background, il fatto di dire ok, bene, non è che la devi cambiare per forza una cosa, Certo, però sembra a sempre ci distanza, sia una ricerca per migliorare poi quello che era prima. per dire nel tour, nel disco Stato Libero, hanno avuto il coraggio, nel senso buono, positivo, di riarrangiare, cambiare, dare una forma un po' diversa da quella, come dire, solita di Dio, Sì, come stavo un pensando Dio. alla stessa cosa. Sì, è cambiata un po', è stata aggiunta una parte, anche col coro finale, sì, sì, è diversa dall'originale, che comunque alla gente è piaciuta perché mi sembra di aver, cioè, captato comunque molti, come dire, molti consensi.
anche Certo, per, certo, certo, certo. senza travolgere il pezzo, perché in realtà era solo una parte aggiuntiva rispetto a quello che c'era. Certo, come anche ad esempio nel tour del 2013, se non erro, con i componenti storici Agliazzi e Maroccolo, una versione di La Preda completamente, cioè, comunque con delle variazioni particolari rispetto alla versione originale. Quindi amano fare queste cose, ma d'altronde ogni artista prima o poi mh, lo fa, perché è giusto anche per l'artista, come dire, trovarsi in una situazione nuova dal momento che interpreta un brano che canta e suona da anni. Certo, assolutamente, assolutamente. Bene, siamo arrivati al termine di questa piacevole ora, questa bellissima chiacchierata. Io ti ringrazio per la disponibilità e vorrei concludere Grazie a te. chiedendoti, ehm, vorrei chiederti progetti attuali e progetti futuri personali di Federico Sagona. Sì, allora io chiaramente con lockdown ho avuto la possibilità di sperimentare alcune cose e portare e continuare a alcuni progetti che avevo, quindi di scrittura con un'altra persona, un Fulvio Notari, Mhm. che è un amico e un musicista con cui collaboro spesso, e di creare anche delle cose nuove, personali che ancora devo finire di registrare, che avranno, diciamo, vedranno la luce fra un pochino di mesi. Sì. Quindi ho sperimentato un nuovo modo anche rispetto a quello che sono abituato a fare con le tastiere, per esprimere poi quello che ci avevo dentro a livello creativo, e ho iniziato a fare appunto delle registrazioni che non sono terminate, sto continuando ancora, in una veste diversa da quella a cui siete abituati a sentirmi. Ancora non ne parlo perché il progetto non è, diciamo, la prima parte del progetto era la composizione ed è finita, e la seconda parte del progetto è la registrazione ed è quasi finita. Mhm. Quindi diciamo che fra qualche mese spero che potrete avere notizie appunto di questo nuovo progetto, che però è basato appunto è un progetto strumentale, Ah. ecco, diciamo, quindi non è un progetto di scrittura di canzoni, Un che progetto però che ho continuato a non prevede il cantante, non ma prevede il solo ed cantante ma solo lo esclusivamente strumentale. strumento. Parallelamente ho continuato a comporre in un altro progetto, e io ho inventato, se volete andate a vedere, c'è un pezzo solo però, perché il secondo pezzo ancora non ha visto la luce per un po' di ritardi tecnici, Mhm. ma è già pronto, è finito anche quello. Praticamente io ho creato questa sorta di band virtuale che si chiama Mellin, dove, scritto con la Y, dove io Mhm. chiedo, magari scrivo un brano e poi chiedo a degli amici musicisti di partecipare al brano mettendo la loro creatività al servizio del Ah, brano. Quindi il interessante. primo brano è un brano solo strumentale, e in generale i brani sono strumentali, ma è Mhm. molto è un progetto molto basato sul suonare. Quindi Ah, ok. chiedo appunto ai vari musicisti che conosco e che stimo di parteciparci, e appunto spero di potervi far sentire il nuovo brano a breve. Non vediamo l'ora di ascoltarlo. Beh, è una bella A iniziativa, una breve. bella Intanto andatevi a sentire il mio YouTube dei Mellin, dove c'è un brano registrato con Mauro Lallo e Dato Pecchioli, due bravissimi professionisti, bassista e batterista, e insomma, magari datemi un feedback. E spero a breve di poter tirar fuori un altro brano che è già stato registrato, mancano appunto le ultime cose di missaggio. Quindi vediamo un po'. Beh, che dire, dopo la diretta
ci tufferemo tutti in questo Date viaggio. un'occhiata. Io ogni tanto l'ho condiviso ora inizia ad avere più di un anno il brano, l'ho Progetto condiviso me. via Facebook e via Instagram. Però insomma, se ci fate un salto mi fa piacere, così mi date dei Assolutamente feedback. sì, assolutamente sì. Io ti ripeto, ho voluto fortemente questa diretta perché questa è una cosa importantissima. I Litfiba, Piero hanno comunque avuto musicisti, artisti bravissimi, per l'amor del cielo, come è giusto che sia. Però dal primo giorno che ho ascoltato te quindi nel progetto Litfiba, ehm, secondo me, io ho detto in quel momento lì, questo è l'erede di Aiazzi, è colui che secondo me si avvicina molto al, Sì, al, sì, sì. diciamo, alle peculiarità di Aiazzi, il modo di interpretare la musica con lo strumento. Quindi, per l'amor di Dio, bravissimi tutti gli altri, coloro che hanno partecipato, che hanno fatto parte dei progetti, però secondo me Federico Sagona è quello che, ovviamente con la sua personalità, perché Iazzi è una persona, Sagona è un'altra, ci mancherebbe altro, Assolutamente. però che secondo me è un buon erede di Iazzi, quindi ho Io ti voluto ringrazio, è fortemente uno dei questa diretta. complimenti. Ti ringrazio, è uno dei complimenti più belli che mi hanno fatto perché stimo tantissimo Antonio come veramente un artista eccezionale e che è riuscito a trovare dei mondi musicali perfetti Delle nell'Itfiba. atmosfere Quindi azzeccate, le giuste atmosfere per veramente, dare veramente. Quindi già, colore. già solo fare le parti di Antonio per me è stato comunque un onore. Quindi il periodo dell'Itfiba lo considero come un periodo veramente molto bello. Creativo e Ghigo, oltre al fatto di aver potuto lavorare con Piero e Ghigo, con cui ho un ottimo rapporto e non si sa mai, insomma, ho fatto anche delle altre cose con Ghigo da solo e con Piero da solo, quindi evidentemente sono stati a notarlo, a notare la cosa che dicevo poco fa, che probabilmente un buon erede di Aiazzi e Federico Sagona, sicuramente. Senza nulla ti togliere, ringrazio. per dire, senza fare nomi, hanno avuto No, no, assolutamente. che Ghigo, Piero e Litfiba, tastieristi, bassisti, per l'amor del cielo. E quella è la formazione, quella del 2010 che più mi ha dato quel senso di rock e di genuinità del suono, con Bagna al basso, Federico Sagona alle tastiere e Pino Fidanza alla batteria. Che non vedo l'ora di intervistare. Pino è impegnatissimo in questo periodo, non è facile, Non è semplice perché non è semplice. non è semplice, però insomma, secondo me riuscirai, Ma dai. non vedo Se l'ora, non vedo l'ora. insisti, alla fine riuscirai. Il Perché problema è il... Pino ha fatto parte anche del progetto precedente con Marcheri alla voce, Terzani al basso, che reputo, anche quello reputo un periodo molto genuino dei Cioè, Litfiba, con brani interessanti e un tiro molto molto... particolare. Sì. No, no, io stimo tantissimo Pino, per me, io l'adoro come batterista, quindi sfondi una porta aperta. Eh, oltre a essere un amico, chiaramente, perché insomma siamo diventati veramente amici negli anni insieme nell'ITFIBA. Mm-mm. Quindi A lo reputo dimostrazione che, diciamo, bravissimo. si è creata un'atmosfera di band anche nel periodo 2010, 12, 13, tutto sommato. Per Beh, quanto la chiaramente gente sì. possa dire Chico e Poi, Piero sono dei leader, sicuramente, però trattano bene i loro musicisti e i loro colleghi, perché no, no, ma noi ci siamo trovati, e io poi parlo personalmente, mi come è sono giusto che trovato sia. sempre molto bene. Come? Come è giusto che sia. Certo. Io mi sono trovato molto bene sia con Piero che con Dio, infatti continua comunque appunto il fatto che comunque rientrassi
nel 2020 nella band di Piero, ti fa capire che il rapporto era sempre molto buono. Certo, Come certo. appunto delle altre collaborazioni che ho avuto con Ghigo per altre cose e mi ha chiesto, quindi ho stima e affetto anche nei confronti di tutte e due, devo dire la verità. Sì, sì, Quindi ripeto, dico, anche chi... indipendentemente dal fatto che ci possa lavorare ancora o no, penso comunque che Fabrizio Simoncioni sia molto bravo e faccia molto bene il lavoro che fa. Sì, Quindi certo, certo. un artista ha anche il diritto di voler cambiare, di voler provare anche anche musicisti nuovi, anche per avere Fa degli parte della stimoli diversi. metamorfosi dell'arte, certo, È certo, così, certo. è proprio un processo e quindi è giusto che uno abbia la libertà di poter scegliere. Tornando, Punto di vista. tornando a Ghigo, è una persona umile e disponibile, ma di una disponibilità e di una squisitezza enorme. Ha Assolutamente. la pazienza di ascoltare, se gli segnali un lavoro musicale, per dire, io gli ho fatto Sì, sì. ascoltare, gli ho segnalato un sacco di brani miei, della band che attualmente è in stand-by, Fuoco Lento. Non ha mai, non si è mai tirato indietro, ha sempre detto la sua e mi ha sempre risposto in maniera puntuale, veramente. Non è una cosa che tutti fanno e non è da No, tutti, certo. quindi davvero. Comunque Eh, hanno continuato a ricordarsi delle loro origini di band da cantina, quindi certo, questo qui certo, certo, loro non lo hanno perso. Poi assolutamente. chiaramente arrivi a livelli di un certo tipo devi valutare tutta una serie di cose, però almeno nell'intenzione c'è sempre questo. Assolutamente sì. Che dire, Federico, io ti ringrazio per la disponibilità, sei stato gentilissimo, Grazie a sei una voi, persona grazie a te squisita. e ringrazio tanto i ragazzi che sono i ragazzi e le ragazze che hanno Grazie a tutti partecipato. coloro che hanno partecipato, un saluto a tutti, auguri ancora di buone palme. Salutone a tutti e Dicevo, auguri. sei una persona squisita, umile Grazie e mille. disponibile, oltre ad essere un grande artista, musicista che io apprezzo e stimo tanto. E questa diretta l'ho voluta fortemente, proprio per questo. Grazie. Un salutone a tutti e spero a Un saluto a presto. tutti, Teniamo duro anche in questo periodo un po' più difficile. assolutamente sì, forti. Grazie Ciao mille ragazzi. Federico, è stato un piacere, Grazie. grazie. Ciao. Ciao. Bene, siamo giunti alla fine di questa diretta. Ringrazio ancora Federico Sagona per la disponibilità e l'umiltà. Ho voluto fortemente questa diretta e sono veramente contento di averla fatta con Federico. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla diretta, un saluto a tutti e chiedo scusa per le domande che non ho letto, ma noto che i commenti sono tanti. E niente, vi do appuntamento a lunedì prossimo con una nuova diretta Instagram con un altro artista della scena italiana musicale, eh, probabilmente emergente. Ok? Vi ricordo che queste dirette Instagram sono valide per quello che è il format offerto da JB Home Records, che è uno studio di produzione musicale gestito dal sottoscritto a Foggia. E il format è live room, quindi dirette valide per il format live room solo su questa pagina Instagram. Un saluto a tutti, ancora auguri di buone palme e grazie per aver partecipato. A lunedì prossimo, ciao!